cose sono già state dette che mi ha preceduto. Noi oggi ci avventuriamo in un territorio solo parzialmente presidiato dalle regole e in cui le regole talvolta remano contro il caso della fiscalità locale e della sua dipendenza. Parliamo di suolo come di una risorsa, di un patrimonio che interessa ovviamente a noi, legittimamente, gli agricoltori, i costruttori, gli ambientalisti come noi, ma ovviamente le infiltrazioni mafiose sono tra le componenti, forse non la più importante, ma sicuramente rilevante tra quelle che sono interessate al business rappresentato dall'uso del suolo e delle rendite che si possono generare sulle scelte di trasformazione del suolo. Così per inciso, visto che siamo in una località montana, per me è un grandissimo ritorno a Palazzo di Cadore, non dimentichiamoci che stiamo veramente non sono lontanissimi. Il primo comune che è stato commissariato per mafia nel Nord Italia è il comune di Bardonecchia, che non conoscono i dettagli della vicenda storica recente di Bardonecchia, però salta agli occhi il dato di fatto che il primo comune commissariato per mafia, comune dell'arco alpino che ha il record assoluto di seconde case. Non dico che le due cose debbano necessariamente essere correlate, ma anche no, ma anche sì, chi lo sa. Indubbiamente c'è la mia regione, che è la Lombardia, da cui vengo, sicuramente in molte occasioni si è fatta edilizia, magari anche di bassa qualità in area montana, l'odore di presenze mafiose si è sentito, e non dimentichiamoci che uno dei settori più promettenti per il business e la mafia ha a che fare con la movimentazione del suolo. Il movimento terra sappiamo tutti essere un settore più che infiltrato dalle presenze mafiose, ai noi. Quindi parliamo di suolo usando questa parola che di recente è diventata molto usata, il concetto di bene comune, ma credo che nel caso del suolo sia un concetto particolarmente pertinente. Un bene, perché è un bene a noi non così abbondante come si suppone. Certo, lo so, i miei figli erano in casa con sempre sporchi di terra, dico di terra ce n'è tanta. In realtà il dato poi reale non è così esaltante dal punto di vista delle disponibilità, però è sufficientemente esaltante dal punto di vista di quanto il suolo sia in grado di supportare la vita terrestre, ovviamente come il pianeta Terra. Io ho visto alcune considerazioni sul centro di ricerca sul consumo di suolo, che è una piccola istituzione di ricerca che insieme all'Istituto Nazionale di Urbanistica abbiamo potuto costituire presso il Politecnico di Milano, in un momento in cui sul consumo di suolo mancavano, e tuttora sono molto lacunosi, perfino i dati, la consistenza. Siamo attenti perché è uno dei pochi che in momenti in cui non esistevano dati sull'uso del suolo in Italia pubblicava dati che erano attendibili e verificabili, però per molto tempo, fino a pochissimi anni fa, adesso l'Istat ha iniziato a lavorarci con un po' di sistematicità. In Italia non sapevamo neanche quanto suolo si consumava. Per noi che siamo associazioni ambientalisti siamo abituati a vedere svolgersi delle politiche ambientali, l'avere contezza di quanto di una risorsa si consuma è fondamentale. Non ci occuperemo dell'inquinamento dell'aria se non avessimo le misure di inquinamento dell'aria. Oggi al mattino vado sul sito dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente e ho dati dell'inquinamento dell'aria del giorno prima, i giornali si piegano i dati sull'inquinamento dell'aria. È un problema che è misurabile. Sul consumo di suolo spesso volentieri non abbiamo neanche la disponibilità di dati per poter esprimere la dimensione del problema, ma anche per fare delle politiche. Per fare delle politiche vuol dire sviluppare un sistema di regole e poi monitorare. Per monitorare il sistema di regole, per verificare che siano efficaci, occorre avere dati. Senza dati le politiche rischiano di essere esecuzione propria. Però, dicevo, il suolo è un bene comune e ne ha tutte le caratteristiche, in quanto risorsa limitata, non è una risorsa illimitata, in quanto risorsa non rinnovabile, non occorre essere non rinnovabili per essere un indubbiamente una risorsa non rinnovabile varia. Pensiamo all'acqua, l'acqua è ovviamente un bene comune, ma per nostra fortuna è un bene rinnovabile, non riusciremo mai a dire abbastanza da impedire che il ciclo dell'acqua non ci ritorni
la risorsa per eccellenza, la risorsa più strategica di cui disponiamo. È una risorsa, ce n'è tanto di suolo, ma non così tanto. Sappiamo che la superficie terrestre è il nostro pianeta azzurro perché non è dominato dal suolo, è dominato dalle acque, e sappiamo anche che quando parliamo di suolo non parliamo di tutto quello che c'è sotto i nostri piedi, ma parliamo di uno sottile strato, 50 cm, 1 metro di suolo, che è il suolo fertile, il suolo che è in grado di esprimere nel migliore dei modi una produttività vegetale, sia per la flora spontanea che per la flora coltivata. Quindi stiamo parlando di una pellicola sottilissima che avvolge una parte delle terre emerse del nostro pianeta, non c'è parte dei grandi numeri. Parlo dei grandi numeri soltanto perché ci rendiamo conto di quant'è la dimensione della risorsa. Certo, la superficie terrestre è immensa rispetto alla nostra dimensione, però se togliamo tutto ciò che non è suolo, ci resta il suolo fertile in qualche modo e lo rapportiamo alla popolazione, ci accorgiamo che la risorsa, pur abbondante, corrisponde a una disponibilità complessiva su base planetaria di 1 ettaro a persona. Grosso modo, non prendetelo come un numero cardinale, poi siamo 0,7, 1,3, questo è l'ordine di grandezza. In Italia, paese dove si mangia bene, quindi si suppone si produca un sacco di cose che servono a produrre alimenti, la disponibilità è molto più bassa. L'Italia in realtà è un paese densissimamente abitato, noi spesso diciamo la sovrappopolazione cinese. La Cina ha una densità di popolazione proprio più bassa dell'Italia, quindi noi ovviamente in rapporto alla disponibilità di territorio ne abbiamo come italiani 0,4 ettari a testa. Quando parlo di queste misure non parlo di suolo coltivato, parlo di suolo complessivamente inteso, di suolo che è fondamentale perché esprime biodiversità, perché esprime coperture forestali, perché esprime una serie di servizi che non sono soltanto quelli della produzione di alimenti. Giusto per fare un esempio, questa è una mappa, non so se si legge, del contenuto della sostanza organica dei suoli in Europa, tratto dalla strategia climatica dell'Unione Europea sul suolo. Il suolo è anche un potente regolatore climatico in quanto è in grado di accumulare carbonio, perché il carbonio è uno strumento, un elemento diciamo, della fertilità dei suoli. Quindi è l'equilibrio della CO2 nell'atmosfera è in gran parte regolato dal suolo, dalla qualità del suolo e dalla quantità del suolo. Quindi quando parliamo di un ettaro a testa, parliamo di un ettaro a testa di suolo per esprimere tutto ciò che c'è bisogno in termini di produzione vegetale per la vita anche nostra, ma non solo nostra. Quindi questa è la dimensione con cui dobbiamo. Un ettaro vuol dire un campo di 100 metri per cento, per intenderci. Quindi ognuno di noi su base planetaria ha a disposizione un campo lungo 100 metri e largo 100 circa. Quindi questa è la misura della limitatezza del suolo, che ovviamente per paesi ad alta densità di urbanizzazione come l'Italia è ancora più limitata. Quindi questa consapevolezza forse abbiamo per troppo tempo fatto a meno. Oggi invece sappiamo che esiste una serie di problematiche che compromettono la funzionalità, la qualità della risorsa suolo, non sono solo i consumi di suolo, sono anche su scala globale processi di desertificazione, processi di degrado del suolo, di erosione e quant'altro. Ma in Italia ormai, e potremmo dire anche in Europa, non è un problema, il consumo di suolo non è un problema italiano, è un problema sicuramente dell'Occidente per come lo conosciamo e presto anche, già adesso dell'estremo oriente, se vogliamo. Però già oggi in Italia abbiamo un dato di consumo di artificializzazione del territorio che ci fa vedere come alcune regioni abbiano già inciso notevolmente sulla loro dotazione di suolo. Ovviamente al primo posto c'è la Lombardia, volete la possiamo scusare perché in Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti, ma è la prima regione italiana con un dato nell'ordine del 14% quanto al consumo di suolo. Il 14% dell'intera superficie territoriale della Lombardia è coperta di cemento e altre urbanizzazioni. Il Veneto ha un poco dignitoso secondo posto, un poco dignitoso perché se lo guardo così non sembra che il Veneto abbia meno della metà della popolazione della Lombardia, quindi è evidente che il Veneto in rapporto alla popolazione e immaginiamo anche in rapporto alla dimensione produttiva, economica e quant'altro ha un dato di consumo di suolo molto più elevato di una regione come la Lombardia. Sappiamo che il fenomeno lo conosciamo, è stato ampiamente descritto da moltissimi, anche nel nostro rapporto che abbiamo pubblicato 2 anni fa sul consumo di suolo c'è
uno speciale problema di consumo di suolo, lo sappiamo, non è novità. Ma il problema non è tanto e solo la dimensione dell'urbanizzazione in rapporto alla superficie, all'estensione territoriale complessiva, perché appunto, lo dicevo prima, è rilevante, cioè, è esteso all'intera Italia, è uno stimato, il nostro rapporto ambiente Italia è una stima, un'urbanizzazione che riguarda una superficie che queste percentuali possono apparire piccole, 7,6% circa dell'intero territorio italiano, diciamo in un'isola Puglia messa insieme, suolo che non c'è più. Però se pensiamo alle guerre che abbiamo fatto nel secolo scorso per conquistare dei metri quadri di terra pietrosa anche su queste montagne, come invece negli ultimi 50 anni ce li siamo giocati così, senza colpo ferire, ma sostanzialmente con un'idea di suolo patrio che evidentemente è venuta meno, aver sprecato questo territorio, se c'è dello spreco all'interno di questo consumo di suolo, un po' piange il cuore, anche rispetto al fatto che appunto l'Italia è un paese che trae quasi il 20% del proprio prodotto interno lordo dalla produzione agroalimentare, quindi da qualcosa che nel resto del mondo forse pensano che nasca dal suolo italiano, e male non sarà. Ma a preoccupare è anche in quei dati, in quel 7,6% che può apparire poco, ovviamente c'è tutto il suolo d'Italia. Il fenomeno dell'urbanizzazione del consumo di suolo ormai riguarda in prevalenza una competizione tra città e campagna, quindi tra usi urbani e usi agricoli del suolo, che sono poi gli usi produttivi, fondamentalmente. Certo, anche le foreste hanno una loro produttività ambientale e qui nel nord-est anche economica, ma sostanzialmente i suoli produttivi sono poi quelli agricoli o quelli urbani. E se il rapporto, il dato dell'urbanizzazione rispetto ai suoli realmente utilizzabili, che poi sono i suoli sufficientemente pianeggianti, che sono i suoli sufficientemente fertili, climaticamente idonei alle coltivazioni, mi accorgo che una regione come la Lombardia, ad esempio, ha urbanizzato un quarto del suolo agricolo. Cito la Lombardia non perché è la mia regione, ma perché è la prima regione italiana per valore delle proprie produzioni agroalimentari. Un quarto di quel valore si traduce in PIL, quindi si traduce in potenziale di ricchezza per l'attuale e per le future generazioni, perché quello del suolo è questo, a differenza della FIA, che sappiamo come andrà a finire. Il suolo è una risorsa capace di produrre benessere, cibo, reddito. Lo ha fatto per decine di generazioni fino ad oggi. Ci sono regioni messe perfino peggio, la Liguria, che è quella messa peggio perché evidentemente il suolo utile ne ha ben poco. Il Veneto occupa una posizione, diciamo, dignitosa, con il 17-18% di suolo utile, di suolo potenzialmente utilizzabile a fini economici, in realtà non lo sarà mai più perché è stato completamente urbanizzato. E l'altro dato che emerge è che regioni che hanno un basso livello di urbanizzazione sono in realtà regioni che in questo momento stanno consumando suolo a una velocità preoccupante. Alcune regioni del sud, come il Molise, la Puglia, la Basilicata, regioni che oggettivamente non hanno un grandissimo problema di consumo di suolo, ma hanno una velocità di urbanizzazione che è preoccupante. Il problema che c'è anche nel nord, confrontando province urbane con province agricole. Noi oggi, per esempio, tra le province che hanno il massimo consumo, la massima velocità con cui si consuma suolo è la provincia di Mantova, una provincia sottopopolata rispetto al resto del nord Italia, ma in cui la velocità con cui si erode una risorsa fondamentale, che ha i suoi pregi, è abbastanza preoccupante, una risorsa economica che fa sì che dove c'è tanto suolo se ne consumi. Questo è soltanto giusto perché appunto sono affezionato alla mia regione, quindi ne parlo spesso, ma è una regione del nord Italia, potrebbe essere il Veneto, invece la Lombardia. Questi sono i dati di consumo di suolo che ci fanno vedere come ormai ci siano zone in cui il suolo urbanizzato supera largamente il 50% del territorio disponibile. Questa in pratica è la metropoli milanese e questo è il bacino del Seveso che ieri a Milano, con una precipitazione di 40 mm di pioggia, è riuscito ad esondare, perché ovviamente il territorio a monte è interamente urbanizzato. Se lo guardi in rapporto al suolo, e quindi uno potrebbe pensare che è un problema sostanzialmente dell'area metropolitana, ma la montagna ne è esente. Sì, se lo misuro in rapporto anche con la superficie utile territoriale. Se invece vado a vedere la superficie
superficie complessiva territoriale. Se invece vado a vedere rispetto alle dotazioni complessive di territorio, alle dotazioni utili, alla sola utilizzabile, mi accorgo che anche la montagna si confronta con un problema serio di competizione sull'uso del suolo, perché è evidente che in aree montane le disponibilità di superficie per la produzione sono estremamente limitate, e quindi mi trovo che anche nella porzione montana, questa per esempio è la provincia di Varese, e questo territorio in cui la disponibilità di suolo è al di sotto del 60%, è quello delle valli varesine. Chi è appassionato di ciclismo sa di cosa sto parlando, quindi è quel territorio lì assolutamente montano in cui abbiamo una competizione sull'uso del suolo che è del tutto paragonabile con quella dell'area metropolitana milanese. Problema che riguarda anche province, come la provincia di Bolzano, campione nazionale di pianificazione territoriale. Nel nostro rapporto l'abbiamo documentato di Castrunga, che è la provincia di Bolzano. Anche in provincia di Bolzano ottima pianificazione territoriale, ma straordinaria pressione sui suoli utili, quelli di fondovalle, qui è morfologia piana, 30% e oltre di urbanizzazione su questi suoli che sono così preziosi per la produzione agricola e quindi per la produzione agricola. Non è un problema legato esclusivamente a fenomeni di cattiva pianificazione, di abusivismo, è un problema che ha molto a che fare con la competizione sostanzialmente dettata dalle leggi della rendita fondiaria. Questo è giusto un'immagine evocativa per dire questa è un pezzo della metropoli milanese fotografata nel 1954, il giallo sono le aree agricole, il grigio sono le aree urbanizzate, e questo vuol dire che in 1954 anni si è urbanizzata quella roba lì. Nei successivi 50 anni la situazione è questa, cioè noi abbiamo, ovviamente potrebbe essere un'immagine del Veneto centrale, cioè noi in 50 anni siamo riusciti a urbanizzare 3 volte quello che si è urbanizzato nei precedenti 2000 anni. Questa è la dimensione che rende l'insostenibilità del problema. Io devo chiudere, quindi accelero. Non sono così cattivo. Non devo approfittare. Perché diciamo che questo territorio, il territorio appunto del problema del consumo di suolo oggi è insufficientemente presidiato? Perché l'armamentario tradizionale con cui abbiamo governato il territorio non è sufficiente a fermare il consumo di suolo. Dico una cosa che probabilmente molti miei amici ambientalisti si straccerebbero le vesti di dosso se la ripetessi in ambito pubblico, ma è lo stesso. Sicuramente noi abbiamo governato il territorio con 2 strumenti, che sono il vincolo da una parte, quindi vincoli che possono essere anche vincoli fisici o vincoli formali derivanti da leggi, e il progetto urbanistico. Tendenzialmente troppo spesso il progetto prevale sul vincolo. Ora, il vincolo è uno strumento fondamentale, bisogna rafforzarlo, bisogna renderlo efficace, bisogna presidiarlo, ma non è sufficiente, anzi vi dirò di più, in molti casi il vincolo è un generatore di consumo di suolo. Abbiamo dati su parchi regionali che sono sorti in aree metropolitane in cui i comuni del parco consumano più suolo dei comuni fuori dal parco. Perché? Perché il parco diventa un attrattore di rendita fondiaria. Tutti vorrebbero una casa con vista sul parco. Si vendono meglio le case con vista al parco, non dico che non bisogna fare i parchi, ma solo che lo strumento del vincolo è fondamentale ma non sufficiente a fermare il consumo di suolo. È la conseguenza di quello che diceva all'inizio il sindaco di Calalzo. Non ci basta per fermare il consumo di suolo questo armamentario. Non possiamo pensare di riempire l'Italia o il Veneto di vincoli e di così riuscire a fermare il consumo di suolo. Perché in definitiva a far vincere il fenomeno della progressione del consumo di suolo è evidente il meccanismo da un lato della formazione della rendita sugli immobili e dall'altro anche il sistema di regola attuale che fa sì che a un comune convenga consumare suolo, anche se quel suolo poi sarà tolto, il comune dovrebbe amministrare il bene pubblico avendo responsabilità verso la comunità intesa anche in senso transgenerazionale, quindi quando consuma suolo in realtà un comune toglie la terra sotto i piedi di chi verrà, però nel sistema attuale della fiscalità per il comune è conveniente consumare suolo, quindi noi abbiamo bisogno di altri strumenti che sono strumenti fondamentalmente fiscali per rendere meno conveniente il consumo di suolo, per spingere l'attività di un settore produttivo importante come quello delle costruzioni verso la riqualificazione
soggetto diciamo, che è il portato di un'evoluzione storica. Io lo dico sempre, che cosa vuol dire essere europei? Che cosa avvicina gli italiani, i tedeschi, i belghi, gli inglesi, se non il fatto di essere in un continente che in 2000 anni di vicenda storica ha costruito delle città, le ha costruite come delle realtà. È la cosa che gli americani vengono sempre a vedere, per noi è scontato, perché le città per gli americani, le città europee sono una roba che mentre essere vista, perché loro non ce le hanno fondamentalmente. Se questo, quindi spingere il settore delle costruzioni verso la riqualificazione della città, impedire che le città si svuotino, si spopolino, si degradino, vuol dire anche affermare che la lotta contro il consumo di suolo non è depressiva dal punto di vista economico, ma è uno spingere gli investimenti a recuperare un'identità delle città europee che non possiamo bruciare nell'arco di una generazione, perché che cosa ha portato a far sì che in 2000 anni si sia consumata una certa quantità di suoli e nei 50 anni successivi questa quantità sia triplicata? Qual è stato il driver di questa trasformazione? La rendita fondiaria, ma cosa l'ha resa possibile? È stato il cinquantennio della motorizzazione di massa. Fino alla legge urbanistica nazionale, che è del 42, non aveva previsto questo fenomeno, la motorizzazione di massa. Nessuno aveva mai pensato di dover difendere un territorio di aperta campagna dalla realizzazione di capannoni, di opifici o di lottizzazioni residenziali, perché nel 42 non c'era il mezzo di trasporto che rendeva interessante dal punto di vista della rendita fondiaria costruire capannoni in mezzo alla campagna. La motorizzazione di massa è il fenomeno che ha reso possibile estendere ovunque la possibilità di fare rendita fondiaria. Questo ha moltiplicato la possibilità di fare consumo ovunque, a prescindere dall'organizzazione urbana del territorio, quindi destrutturando completamente il senso, la dignità e la socialità connesse all'idea di città. Quindi spingere per fermare questo fenomeno di degrado del suolo e puntare sul recupero di un'idea di città come il luogo in cui vivere, come il luogo in cui fare economia, fare vita di relazione, non sono due cose separate. Difendere la città significa anche impedire che invece la città si sparpagli in un non luogo come è il fenomeno dello stalker che ci siamo abituati a conoscere in questi anni. L'ultimissima cosa, in questo a mio avviso ci soccorre un provvedimento che finora è stato spesso citato ma per nulla applicato, che è la Convenzione Europea del Paesaggio, che ci richiama a una idea diversa di paesaggio da quello a cui ci siamo abituati nell'arco del XX secolo, cioè il paesaggio come habitat di una comunità, come diritto fondamentale della persona, dovunque questa persona si trovi. Il paesaggio merita di essere accudito, custodito e valorizzato nelle Dolomiti così come nelle periferie delle grandi città, perché è parte della qualità della vita di una persona. Questa idea normativa della Convenzione Europea del Paesaggio come atterra sul suolo. Ci atterra con l'idea che se tutti i paesaggi devono essere tutelati e se non ci interessa il paesaggio per come lo vediamo, lo percepiamo in questo momento, ma nella sua evoluzione, il fatto che un paesaggio evolve, non c'è stato sempre il Colosseo, non c'è stata sempre la Torre Eiffel, ma la vera potenzialità, la vera possibilità di costruire un paesaggio, ogni generazione se la costruisce intorno a sé. Allora noi dobbiamo impedire che il consumo di suolo tolga di mezzo la materia prima per la trasformazione del paesaggio. Non possiamo permetterci di togliere alle future generazioni la possibilità di giocare con un paesaggio come ha fatto la nostra, come ha fatto la precedente, possibilmente di farlo meglio, non dissipando il beneficio suolo. Però noi dobbiamo tutelare non il paesaggio in quanto tale, ma anche come potenzialità offerta all'attuale e alle future generazioni di poter disporre del suolo per soddisfare i propri bisogni fondamentali, in primo luogo il cibo, ma anche per poterlo modificare in modo di rendere più accogliente, più adatto a sé l'ambiente, il territorio, la città in cui si vive. Quindi io penso che su questo c'è da scrivere una nuova generazione di norme che attualmente non esistono e che devono condizionare fortemente la vicenda urbanistica del nostro paese, partendo da questo presupposto. Non deve essere più, come è stato negli ultimi anni, che si è consumato suolo per il semplice fatto che conveniva alla rendita di questa. Noi dobbiamo tornare a pensare che fare edilizia,
fare costruzioni, costruire le cose più importanti per una famiglia che è l'involucro della propria esistenza, deve tornare ad essere un'attività pienamente industriale di tipo non speculativo, un'attività di trasformazione che però parte dalla manutenzione dell'edificio urbano per come ci è stato trasmesso dalle generazioni precedenti.